Il Partito Democratico propone anche per il Veneto una riforma della legge elettorale. Sì, noi pensiamo che anche per il Veneto, così come si sta facendo a livello nazionale, sia utile avere una legge con il doppio turno. Laddove non ci sia una forza una coalizione che al primo turno superi per esempio il 50%, a quel punto per poter avere il premio di maggioranza serve il doppio turno ed è su questo che noi ci stiamo concentrando e lanciamo questa sfida a tutte le forze del Consiglio regionale, le forze politiche della Regione Veneto per modificare l'attuale legge. Va bene lasciare le preferenze come abbiamo già fatto, va bene un sistema sostanzialmente che permette anche alle piccole forze di poter essere rappresentate, ma serve più autorevolezza e anche evitare un premio troppo spropositato per chi magari col 34% potrebbe vincere le elezioni, così come successe quando con il Galan primo, in quell'occasione col 36% Galan vinse le elezioni e ebbe un premio di maggioranza del 55%. Credo che questo non sia più possibile, stante il dibattito che c'è nel Paese e anche l'evoluzione politica che c'è stata nella nostra regione.